Signori, belle mie, allora in questo episodio, che sarà l'episodio finale di Mafia, un episodio raga bellissimo, c'è soltanto un problema ed è per questo che faccio questa intro prima. Ho avuto problemi col microfono durante, insomma, l'episodio, quindi c'è una breve parte di gioco che ovviamente vi ridurrò perché è mutata. I filmati, i dialoghi non hanno nessun tipo di problema, l'unico problema appunto è il mio microfono, quindi per un bel periodo di tempo io non mi accorgo che sono praticamente mutato. Di conseguenza alcune parti ve le doppierò post editing. Detto questo ragazzuoli, mi raccomando, un mi piace importante, supportate questo episodio perché è l'ultimo. Dopodiché faremo magari un sondaggio su YouTube per decidere quale sarà la prossima serie, come potrebbe essere Mafia 2, come potrebbe essere qualche altro titolo e via dicendo. Lo decideremo insieme tramite i sondaggi, vediamo chi vince. Nel frattempo dobbiamo sempre continuare Fallout 76 e Palworld. Quindi detto questo, buona missione, ciao belli via. Il piano non cambia. Giusto. Io mi occupo dei clienti. Tu del direttore. Se le minacce non bastano, tu fai ciò che devi. Ha sempre addosso le chiavi del cavò. Se un cassiere attiva l'allarme, quanto tempo abbiamo? 5 minuti, forse. E poi entrano in scena gli sbirri. E se va tutto a rotoli? Questo non è un gioco, Tommy. Se sente degli spari dal cavò, tu non salire. O esorti o niente. Stiamo colpendo la banca, raga, mamma mia. L'avevamo visto nello scorso episodio, il piano di Poli. Lo facciamo. Lo facciamo. Mamma mia, raga. Non si è accorto di un cazzo, raga. Tutti a terra, forza! Oddio, raga. Voi no, signorine. Restate dove possiamo vedervi. Una sola mossa vi ammazza tutti! Prende il direttore! Mamma mia, raga. Stai a terra, figlio di puttana. Signorina, chiave con una facci minchia. Dobbiamo andare a parlare col direttore. Dove cazzo si va? Non trovo le... Vogliamo che torniate tutti a casa Non trovo le scale. stasera. Non fate gli eroi! Non oggi! Signorina, se... Insulti! Devi... Questo non è uno scherzo! Ho ceduto, scusami, ho ceduto. Signorina, vabbè, poi la ripariamo. Dove è stata colpita? Vabbè, un po' ovunque. Vabbè, sti cazzi, dai. Ho ceduto, raga. Che cazzo. Direttore! Farò tutto ciò che vuole. Nessuno deve farsi male. Nessuno deve farsi male, questo lo decido io. Prendertela con il piccoletto. No, mi sento ricco. E il piccoletto sopravvive se non fa niente di stupido. Veloce, vai al cavo perché ti scassaio. Quante guardie ci sono nel cavo? Una. Ne sparerà. No, non lo so. Se tira fuori la pistola lo impallino, quindi digli che se ne stia buono. Dipende solo da te. Hai capito? Facci minchia. Mamma mia, raga. Io lo tengo d'occhio, lo tengo. Non si sa mai, si gira, è un colpo improvviso. Il direttore è stato bravo e sta collaborando. Farà tutto quello che gli dico, non è così? Dai, muoviti. Non la passerete liscia. Prima o poi vi beccano. Che storico io. Preoccupati per te. La vuoi vedere tua figlia alla cerimonia per il diploma? Tieni le mani dove le vedo e di alla tua guardia di fare lo stesso. Mamma mia, raga. Che bello, che bello. Mentre ricarico nel frattempo ne approfitto. Non fare un passo non fare un passo falso. Quando incontriamo la guardia, digli di buttare la pistola. Hai capito? Rispondi. Tu. Ascoltami molto attentamente. Devi buttare la tua... Addosso, ragazzi! Sparate! Ah, ma tu... Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene, ragionate così. Ragionate così, ragionate così. Dov'è il direttore? Dov'è il direttore? Ci ha pure mentito, erano 3 le guardie, non una. Direttore! Direttore! Dove... Non si permetta più a pigliare poco uno. Dammi la chiave. Apriamo il cavo. Ricarichiamo il pompa, raga. Ma tu guarda questo pezzo di metodo. Ok? Ci siamo, raga? Gesù, Giuseppe e Maria. Vabbè. Minchia Gesù, Giuseppe Maria. Mamma mia, raga, ma che bel gioco. Chiudete il becco!
Merda, la polizia. Ci sono le spie! Ho capito. Andiamo. Prendi i soldi, è ora di andare. Mamma mia, raga, mamma mia, che bello, che bello. Ti copro io, ti copro. Oddio. Ma arrendetevi a che, strozzo. Guarda come l'ho freddato, raga, ma con quanta potenza. Ma che mira, oh, ma basta. No, non c'è un colpo che sbaglio, raga, aimbot. Oh. Mamma mia, ma basta. Attenzione che qua c'è un collezionabile. Munizioni, dammi il collezionabile. Guardalo lì. Cioè, raga, ma che cazzo di mira ho? Di qui. Vai, Poli. Mamma mia, raga, il colpo sta riuscendo. Ok. Da dove si esce? Da qui? Ah, no, non si sale? Perfetto, vai. Che culo. Vai. Sali, bello mio, sali. Veloce. Con calma, eh. Dove minchia vuoi? Basta che li segui! E avevamo raggio! Merda, raga, è pieno. No. Mi sono incastrato, sì. Io non capisco. Allora, non è che la missione in sé è difficile, capite? Non è la missione, è la macchina di merda. Perché se tu mi dai una macchina normale che giri, che in questo gioco non c'è un'auto che gira tecnicamente, però c'è quella che gira meglio, diciamo, mettiamola così. Siccome mi danno sta macchina di merda, io vado a destra a sto punto, scusi. La vedo meno incasinata. Mamma mia, ma è pieno di posti di blocco, bastardo. Oddio, l'ho speronata malissimo, raga. Che culo. Adesso dobbiamo soltanto seminare 4 stelle di polizia. Guarda con quale manovra. Ma se provo a fare una manovra tipo così, che me ne vado per di qui. Ok, hanno preso il furgone. Ho preso l'autista, non ci credo. Che culo. In mezzo al traffico, raga, così. Senza paura. Anzi, sta macchina, dai, corre, non è male. È che non ci... Ma vaffanculo. Guardalo lì. Piano. Signore con la moto, si tolga. Ok. Forse li abbiamo seminati, raga. Ne abbiamo 30.000 dietro, ma vabbè. Andiamo dritto. Guadagniamo velocità, poi facciamo una manovra incredibile. Passiamo in mezzo al traffico, magari loro si schiantano con tutto quel bordello. Vai. 5 stelle, raga. Raga, penso che ce l'abbiamo fatta. Io vado per le campagne, ragazzi, sti cazzi. Mi nascondo da qualche parte se posso. Dietro non ho nessuno. Dai, in teoria a posto, ragazzi, stiamo seminando. Basta stare fermi così evitiamo di incontrare polizia. Adesso con calma aspettiamo che le stelle scompaiano. Ce l'abbiamo fatta, raga, il colpo l'abbiamo fatto. Ok. Mamma mia, raga, tanta roba. E comunque sta macchina non è malvagia, raga, ma non me l'aspettavo. Ragazzoli, intanto ne approfitto per dirvi, belle mie, benvenuti in questo nuovo episodio. Siccome l'ho registrato di fila a quello precedente, quindi ogni tanto mi dimentico. Mi raccomando, ragazzoli, di lasciare un like importante come state facendo in tutti gli episodi di Mafia. E ve ne sono, raga, super grato, raga, credetemi, super grato. Non me l'aspettavo, come non mi aspetto mai, raga. Non mi aspetto mai le cose, perché come vi dicevo nell'episodio scorso, riguardando alcuni vecchie mie serie, raga, eravamo veramente 3 che mettevano il like. Adesso bene o male siamo anche in 100 a lasciare il mi piace. E sta cosa, raga, cazzo se lo aspettava. Ci sta, raga. È una crescita che stiamo facendo tutti insieme. Più cresciamo, raga, più ci divertiamo, fidatevi. Non solo io, ma anche voi, perché ci sarà anche nei commenti una discussione, no? Un dialogo. Già mi piace che molti di voi magari scrivono degli easter egg, delle curiosità del gioco che magari io non so, non vi posso dare. E c'è sempre magari chi di voi lo scrive nei commenti, come è successo anche nella serie di Stalker. Sta cosa è bella, perché anche se vi mettete... Dio mio. Merda. Anche se vi mettete a leggere i commenti, stavo dicendo, bene o male c'è quella curiosità, quel dialogo, no? Quell'interesse anche nel sapere una cosa. Dai, di nuovo 4 stelle sono. Vaffanculo. Mamma mia, raga. È proprio difficile scappare da...
Prova a fare zig zag, prova a evitarli così, raga. In teoria mi hanno perso. Nel frattempo ci avviciniamo. Vai, 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 vai. Mamma mia, raga, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Dai, 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 speriamo che scompaiano ste stelle. E meno male, raga, che sta macchina qualcosina la fa, veramente. Anzi, il gioco qua è stato gentile, ti ha dato una macchina decente più o meno per fare. Ok, raga, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati. È fatta! Non ci posso credere, è fatta, cazzo! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Già, Per i vecchi tempi. certo. Dobbiamo andare. Ci vediamo domani. Io sarò già in volo per la Hawaii. Ma Oh, andiamo! Scherzavo! Ehi, non ce l'avrei mai fatta senza di te, lo so. Torna a casa e festeggia con Sara. Domani vieni da me e ti vediamo un malloppo. Sì, ok. Buona fortuna. Ci vediamo, Tom. Ma raga, vi immaginate invece se ne va e basta. E noi, lui parte e noi comunque siamo nei casini comunque perché abbiamo fatto sta cosa senza il Don. Cioè senza che il Don lo sapesse. Vediamo. Non ci credo. Gesù finalmente è risorto. Stavo per chiamare il medico legale. Scusa, ho fatto un po' fatica ad addormentarmi. Anch'io, visto che ti sei agitato tutta la notte. Che so belluzzo, guardalo lì, guardalo lì. Ok, cos'hai? Mi sento solo fortunato. Lo sai, campione. Ma stavo pensando... Davvero? È un vero miracolo. Stavo pensando di portare te e la bambina al lago. Sul serio. E il lavoro? Io e Polly abbiamo fatto un po' di soldi. Ah, una delle sue idee assurde ha funzionato? Qualcosa del genere. Prepara i bagagli. Torno dopo essere passato da Polly. Cosa mi nascondi, Tommy? Niente. Certo, tu e Poli diventati ricchi all'improvviso e ora vuoi lasciare la città? Qualcosa non torna. Che senso ha fare soldi se non li spendi? Non è questo. Lo vedi? Non riesci neanche a stare fermo. Sì, c'è qualcosa che ti preoccupa. Probabilmente non sai ancora perché. È possibile. Cerca di capirlo prima di arrivare da Poli, nel caso la tua agitazione dipendesse da lui. Polly sta bene, non devi preoccuparti. Ci vediamo dopo, allora. Bene raga, praticamente da qui mi sono, insomma, dimenticato il microfono. Qua abbiamo potuto vedere in casa delle foto, per esempio la licenza del taxi, una foto con Poli SM, i ricordi di Tommy e di quando era piccolo, di quando aveva 4 anni. Abbiamo pure visto una foto del matrimonio appunto con Sara quando ci siamo sposati, oppure il viaggio in America che abbiamo fatto. In teoria loro hanno fatto un viaggio in America che sarebbe questo qui, hanno preso la nave, forse una crociera, qualcosa del genere. Dopodiché ci siamo rimessi in viaggio. E qui siamo andati praticamente fino all'appartamento di Poli. Dovevamo vedere come era andato a finire per dividere il malloppo. E qui già c'era qualcosa che mi stuzzicava un po' di Questo dubbi. quartiere... No, ero di turno. Il tipo dell'appartamento di sopra ha fatto un casino pazzesco. Di nuovo. Poli! Oh Cristo. Polly. Polly. Oh mio Dio.
Sam, sono io. Sono Tom. Dov'è Polly? Lui è morto. È qui davanti a me, accasciato all'ingresso, 2 buchi in testa. Oddio, ho chiamato per avvertirlo. Di cosa? Cristo santo. Tom, voi mi avete salvato la vita 3 volte. Avvertirlo di cosa, Sam? Salieri ha scoperto della rapina in banca. Sei nella merda, Tom. Devi sparire subito. Ok. Mi servono un po' di soldi per lasciare la città con le ragazze. Certo, qualunque cosa. Vuoi che venga da Polly? No, non posso stare qui. Facciamo alla galleria comunale. Sì, ok. Fa attenzione, Tom. A tra poco. Grazie, Sam. Pago sempre i miei debiti, Tom. Lo sai. Polly. Devo andare. Mi dispiace. Cioè, raga, qui è veramente pazzesco. Ci sono veramente rimasto male di questa cosa. Cioè, bruttissimo. L'altro Sam non mi convince. Cioè, non mi convince per niente di come si comporta e tutte ste robe qui. E adesso, infatti, è proprio lì che ci dirigiamo a incontrare Sam. Cioè, la scena di Polly, raga, è stata comunque un colpo al cuore. Cioè, non me l'aspettavo mai nella vita. Cioè, Polly è uno dei personaggi, insieme a Vincenzo, che ti dai ferri, insomma, ci riempie di ferri. Uno di quei personaggi a cui ti ci affezioni, raga. Già qua è stato un colpo al cuore incredibile. Ma comunque raggiungiamo Sam. Fermo lì, Tommy. Cazzo. Ehi, Tom. Sam? Che cosa sta succedendo? Tu e Polly, sai, mi avete messo in un bel casino. Lo so, Sam. E mi dispiace, ma devo lasciare la città. Mi aiuti o no? Ecco che ci risiamo. Mi stai costringendo a scegliere tra gli amici e la famiglia. A casa di Polly stavi cercando questi? Ecco la tua parte. È più di quanto ti spetta. Hai ucciso Polly? No. Lui si è ucciso con le sue mani. Vedo che la cosa ti fa soffrire molto. Che vuoi? Sono felice. E che le cose stanno andando bene tra me e il Don. Sto facendo carriera. E poi ho trovato questo sacco pieno di verdoni. Tom, il Don sa tutto di Frank. E della puttana. La puttana. La ragazza che ti piaceva. Sei tu che l'hai risparmiata. Mi dispiace veramente, Tom. Ma i nostri affari hanno delle regole. È un vero peccato. A Don Salieri tu piacevi molto. Vorrà dire che piangeremo al tuo funerale. Credi di fare tutto in nome della lealtà. Ma non è così. Hai soltanto paura. Può darsi. Ma se di tanto in tanto ti fossi guardato le spalle, di sicuro avresti vissuto più a lungo. Addio. Non fatelo soffrire, ragazzi. È un mio amico. Raga, qui fantastico. Fantastico. Cioè, fantastico per come si è salvato Tom, ok? Però che cazzo, raga, cioè, ci ha traditi, ci ha venduto malissimo.
Non fatelo soffrire, è un mio amico. Che pezzo di merda, raga. Non vi dico che mi sono fatto strada qua a fare una strage con la mia classica mira. Guardalo lì, guarda, incredibile, è successo il panico. Ed è stato... beh, raga, qua proprio questa parte del gioco, come vedete, Dio mio. Cioè, ma vi rendete conto che cazzo di storia c'ha questo gioco? Adesso da qui a breve io mi accorgerò che ero mutato tutto il tempo. Però purtroppo questa scena è andata così, quindi ve la posso semplicemente doppiare così per farvi un po' capire come me la sono presa. Insomma, qua ero tipo preso di rabbia, dovevo freddare tutti sti stronzi qua perché mi stavano tutti sui coglioni. Insomma, uno spara così per arrivare appunto a raggiungere Sam. Sì, bel colpo, Tom. Però i soldi della droga permettono di pagare parecchi uomini. Fatelo fuori, ragazzi! Più andavano avanti queste scene, raga, e più il mio odio verso Sam cresceva. Guarda quello lì come cazzo si è affacciato, tutto storto. Comunque abbiamo fatto una strage qui, siamo andati avanti a uccidere gente, a fare il panico così. C'era gente che andava a casa con la lupara. Sicuramente erano dei ferri che ci aveva dato Vincenzo. Non importa quanto scappi, Salieri ti... Stavolta nessuno ti porterà dal dottore, Sam. Se mi uccidi adesso, il Don non smetterà mai di darti la caccia. Ma se mi risparmi, dirò a Salieri che sei morto. E potrai sparire come Frank. Però abbastanza furbo da non tornare, giusto? Che ne è stato di lui? Si era nascosto in Europa. Ma quel pezzo di idiota andava alle corse dei cani. Un giorno un amico della famiglia l'ha visto. E così Salieri ha mandato i suoi uomini. E la sua famiglia? Cristo. Non ce la fai, vero? C'è sempre quella vocina nella tua testa. Che magari ti ricorda quella di tua figlia. O di Sara. Magari ti dice di non premere il grilletto. E tu non riesci a deciderti. Diventa più facile quando apri quella cazzo di bocca. Ce la siamo spassata, non è vero? Ricordi quella volta? Insieme. Io, te e Polly. Capisco la tua situazione, Tom, e voglio aiutare la tua famiglia, ma non potrò fare nulla se non testimonierai in tribunale. Questo lo capisci, vero? Devi metterti a sedere a quella sbarra davanti a Salieri, Ralphie e Vinny. E forse anche al padre di Sara. Io non so se hai le palle per farlo, onestamente. Farò tutto quello che serve. Ma devi dare una nuova identità alla mia famiglia e spedirla via da qui. Oh, aspetta, c'è una bella differenza tra una chiacchierata qui e far cambiare paese a Sara. Beh, allora hai sprecato il tuo tempo. E io il mio. Devo lasciare la città. Ascolta, Tom. Anch'io ho una famiglia. Una moglie e 4 figli. Ti sei dato da fare?
Quindi sappi che capisco cosa stai passando. Quanto ti preoccupi per loro, la paura che possano andarsene forse prima di te. Ma questo caso è uno di quelli più grandi mai visti in città. Può andare avanti per anni e non so se potrò proteggerti tanto a lungo per come stanno andando le cose. Di qualcosa si deve pur campare. Vale anche per gli sbirri. Voglio essere sincero. In centrale posso fidarmi di qualcuno, ma non sono in molti. Non sceglierò di beccarmi una pallottola al posto tuo, non lascio vedova mia moglie. Insomma, tenerti in vita non è un atto dovuto, ma ci proverò. Beh, te la stai vendendo bene. Vuoi farmi credere che non te ne importi niente? Ma c'è in ballo la tua carriera qui, giusto? Comunque vada per me, che io viva o muoia, andrai fino in fondo con il caso di Morello e potrai incastrare un don. Salieri ti renderà famoso. No, non credere di conoscermi, Tom. Salieri deve finire dietro le sbarre, io ti aiuterò a patto che collabori per sbatterlo dentro. E questo è tutto. E allora facciamolo. Mamma mia, raga, scusate, penso che ero mutato tutto sto tempo, avevo mutato il microfono, che due coglioni, perdonatemi, raga, per le scene di spara spara. Tanto tempo fa, in un'altra vita, qualcuno mi ha detto che la famiglia è il tallone d'Achille di un uomo. La più grande debolezza. Aveva ragione. Perché tutto ciò che ho fatto, Vincenzo, i ferri. nel bene e nel male, l'ho fatto per la mia famiglia. Ho voltato le spalle a persone che mi credevano un amico. Ho mantenuto promesse difficili. Ho passato 8 anni in solitudine, alla ricerca di me stesso, per poter tornare a casa come un marito migliore, un padre migliore, un uomo migliore. Ora che sono molto più vecchio e solo un poco più saggio, capisco che la famiglia è la più grande debolezza, Mamma mia. ma è anche la nostra più grande forza. Cazzo è il fratello di Toretto. Ci fa alzare dal letto la mattina. Ci aiuta a inseguire i nostri sogni, anche quando sembrano irraggiungibili. E ci aiuta a non crollare a terra, quando siamo troppo stanchi per fare un altro passo. Signor Angelo. Sì. Il signor Salieri le manda i suoi saluti. Va tutto bene. Ah, va, dai. Ora sei al sicuro. Siete tutti al sicuro. Ricordate che i soldi, il lavoro, perfino gli amici più cari, sono di passaggio. Ma la famiglia dura per sempre.
Mamma mia. Signori, che giocone, fantastico. Mi scuso se per questo episodio, raga, penso ci sarà stato un tratto, non so per quanto tempo, che ho avuto, diciamo, problemi col microfono, ma più problemi mentali perché mi ero mutato, vaffanculo. Però vabbè, i filmati, quello lì si vedono e quindi comunque si capisce, insomma. Che finale, raga. Quindi siamo morti alla fine, abbiamo salvato la nostra famiglia. Mamma mia. Ragazzuoli, io non so come dirvi grazie per questi episodi, li avete supportati tutti dall'inizio alla fine, perché spero che anche questo episodio venga supportato, quindi vi invito a lasciare un like. Noi ci vediamo nelle prossime serie, vediamo cosa possiamo iniziare. Faremo un sondaggio, come vi dicevo qualche episodio fa. E niente, ragazzuoli, la morale di tutto questo è che puoi avere quante ferre vuoi, ma alla fine ci sarà sempre un ferro che si rivolterà contro di te. Detto questo, vi saluto. Ciao belli miei.